verso San Francesco si respirano. Qui gareggiano arte, cultura e fede e dialogo orante per la pace. E ieri ci ha tanto addolorati, l'ultima ritante, sia il nostro santo, venga alla nostra nazione. Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore mia porte di eredità. Preparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò, avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e del Dio Padre, perché così hai deciso salvarmi dal male. Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo, insegnaci a rimanere davanti il crocifisso, a lasciarci guardare da Lui, a lasciarci perdonare, ricreare dal suo amore. La pace di San Francesco è quella di Cristo e la trova chi prende su di sé il suo gioco, cioè il suo comandamento: amatevi gli uni agli altri come io vi ho amato. E questo gioco non si può portare con arroganza, con presunzione, con superbia, ma solo si può portare con mitezza e umiltà di cuore. Parola del Signore. L'amore per tutta la creazione, per la sua armonia. Il Santo d'Assisi testimonia il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato, senza sperimentare sul creato per distruggerlo, aiutarlo a crescere, a essere più bello e più simile a quello che Dio ha creato. Cessino i conflitti armati che insanguinano la terra, tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Sentiamo il grido di coloro che piangono, soffrono e muoiono a causa della violenza, del terrorismo o della guerra, di Terra Santa, tanto amata da San Francesco, in Siria, nell'intero Medio Oriente. Stavano flu. Preghiamo per la nazione italiana, perché ciascuno lavori sempre per il bene comune, guardando a ciò che unisce più che a ciò che divide. Benvenuto in una giornata particolare che rappresenta per noi un appuntamento storico in questa umana. Saluto tutte le autorità.
Grazie.